Si apre l'estate dei grandi concerti e musical in Piazza San Marco a Venezia. Fino a domenica 13 luglio si esibiranno in una delle cornici più belle e suggestive del mondo artisti di fama internazionale. Primo appuntamento sarà quello con Jacques-Michel Jarre, pioniere della musica elettronica che fonde arte, tecnologia e cultura. Il concerto fa parte del programma di Veneto Jazz. Tutte e 5 le serate inizieranno alle ore 21. Vera è la società a braccio operativo del Comune di Venezia che ha curato la parte logistica e organizzativa di questi eventi. Piazza San Marco sarà con una capienza ridotta e riservata a soli 5.000 posti per evitare così le grandi invasioni, cui si aggiungono circa altri 1.000 posti dei caffè storici della Piazza San Marco. Le prevendite hanno fatto riscontrare un grande interesse del pubblico, ma c'è ancora la possibilità di trovare qualche biglietto per tutte e 5 le serate, sia online che anche direttamente all'ingresso prima dell'evento. Da giorni in Piazza San Marco si susseguono i preparativi pronti al via. Parte la stagione dei concerti in Piazza San Marco, una stagione di musica internazionale. Oggi giovedì 4 luglio con il concerto di Jean-Michel Jarre, sabato con il grande spettacolo Casanova Opera Pop prodotto da Red Canzian, lunedì con la grande musica dell'icona della rock internazionale Patti Smith, per poi arrivare al grande concerto della Fenice con la Cavalleria Rusticana sabato 12 luglio e un gran finale domenica 13 luglio con Ludovico Einaudi. Venezia sarà così ancora una volta sotto gli occhi di tutto il mondo, sperando per il pubblico di scongiurare la pioggia, l'acqua alta di 2 anni fa con Laura Pausini, ma anche il troppo caldo. 5 serate magiche per tutti i veneziani, ma anche turisti italiani e anche dall'estero. Nel calendario anche lo spettacolo Casanova Opera Pop del trevigiano Red Canziano. 5 concerti, 5 appuntamenti che riempiranno il più grande e più bel salotto della città di Venezia, Piazza San Marco, in un modello consolidato tra sostenibilità e offerta di qualità. E allora che lo spettacolo abbia davvero inizio.